Io ho visto il servizio e le dichiarazioni sono dichiarazioni molto grave che quindi vanno accertate. Di conseguenza mi sono subito mossa, ho fatto subito costituire una commissione di verifica tramite Azienda Zero e oggi è uscita in ispezione la commissione di verifica. La regione non ha perso tempo, si è mossa subito dopo l'intervista al neurologo che si è dimesso dalla casa di riposo Villa Serena, una delle due Isaac di Bassano, accusando, a detta sua, una situazione molto grave che interesserebbe alcuni pazienti dell'area demenze. Le sue parole hanno fatto accapponare la pelle, tanto che immediatamente l'assessora regionale alla sanità, abbiamo sentito, ha avviato un accertamento a 360 gradi perché nulla è da escludere. Aspetteremo i risultati appunto e l'esito di questa verifica per poi trarre delle conclusioni, perché è chiaro che quando si parla di queste cose sono cose molto delicate, molto sensibili, ma soprattutto quando hanno a che fare con persone fragili come gli anziani e indifesi. Ecco, prima linea assoluta da parte della regione è la tutela delle categorie più fragili della popolazione. Assolutamente, quindi vanno accertate responsabilità e dichiarazioni e se dovessero emergere considerazioni di alcun tipo, insomma, si procederà. È chiaro che se dovessero anche emergere dichiarazioni che non sono che non sono veritiere, io credo che anche in questo caso, insomma, ci dovrebbe essere una segnalazione anche alla procura, perché sono troppo gravi e fanno troppo male. Non fanno solo male nei confronti degli anziani, dei familiari, ma credo che fanno male anche nei confronti di un sistema che è formato da tanti dottori, tanti professionisti che ogni giorno fanno il loro dovere in maniera diligente.